Ma cosa posso mangiare con €1 all'Ikea? Immatite. Ma no, quelle sono pure gratis. Vabbè. Dopo l'episodio di cosa posso comprare con €1 al centro commerciale, siamo venuti qui all'Ikea da Fragola per vedere cosa possiamo mangiare con un solo euro. Allora, la prima cosa che vedo che possiamo mangiare con 50 centesimi sono le portariviste bianche, 2 pezzi. Però se noi rimangono un po' stomaco. Buono il cartone. Di solito questa challenge l'ho vista fare in reali posti in cui si mangia. Napoli, America, New York. Perché farlo proprio all'Ikea? Perché dobbiamo differenziarci, signori. Dobbiamo essere gli unici a fare una cosa che altri non hanno fatto. Che sinceramente all'Ikea mica vai per mangiare. Cioè, di solito all'Ikea si va per andare a comprare i mobili, comunque roba di arredamento per casa. Ma noi visto che andiamo in casa, tutto a posto, andiamo per mangiare. Tra l'altro questo è anche il nostro primo video registrato all'Ikea. Non siamo mai venuti all'Ikea. Cioè, David sì, però non siamo mai venuti a registrare un contenuto all'Ikea. Quindi se volete altri video del genere, seguendo questa scia del cosa compro con €1, cosa mangio con €1, consigliateci altri posti qui sotto nei commenti dove andare e soprattutto lasciate un bel mi piace di supporto, di sostegno. Dai, mamma mia però, ma non si paga. Esatto, come non si paga l'iscriversi al canale, è tutto gratis perché molte persone che guardano i nostri video e veramente siamo fieri e onorati di questa cosa, ci fa piacere, ma non sono iscritti al canale. Iscrivetevi che è gratis. Adesso entriamo dentro. Altrimenti vi abbiamo abbrunghito. La camera sembra da sulla parte rosa. Dove si entra, amore? Però un giro tu non ce lo possiamo fare. Vicino all'Ikea. Sì, scusa, vediamo un po'. Aspetta, avevo visto una cosa. Adesso riesce sicuramente. Amore, quello già qua si può vedere che si mangia, vedi? Infatti al piano superiore trovi il bar e il ristorante Ikea. Menù con polpette vegetali, €9. Vabbè, siamo fuori budget. Vabbè, lasagna, €5,50. Ci capite, ma stiamo comunque fuori budget. €1. Eccolo, il caffè a €1. Basta spoiler. Andiamo prima a fare un giro all'Ikea. Vi portiamo con noi a vedere qualcosa che non ci serve. Un momento, perché non abbiamo ancora la casa. Vabbè, poi i contenuti sulla casa ci saranno. Oh, mamma mia, e che devo portare? Attenzione, signori. Vabbè, qua con €1, secondo me, a livello proprio di arredamento si possono comprare tantissime cose. Sì. Ma non perché fanno schifo, ma perché effettivamente stanno Poco, non vabbè, perché tantissimo. sono piccoli oggetti magari, comunque tipo una posata a €1 la puoi trovare. A proposito di posata, posati. Mamma, però è bellina questa cucina, Ma perché non apri la cucina? 5.780 euro. Per poco non rientra nel nostro budget del video. Per poco. Tanto qua ragazzi, sa anche l'albero di Natale, che stiamo andando incontro a quel periodo. A proposito, fatemi sapere quali video vorreste per questo Natale, signori. Occhio ai regali, occhio alle sorprese. Guarda, c'è anche una borsa. Non è che io ho crudo, capi che proprio, non so, un giubbino. E quindi se il cane è un cane, di chi è il cane? Qui ragazzi, €1,95 come vi dicevo, la roba si trova €1 su di lì. Che sono questi cosi? Fiore morte. Oh, stai pure tu qua, €9,95. Il mio occhio ovviamente è caduto qui perché c'è un grandissimo euro porta posate. Però è piccolino. C'entrano poche posate? Sì. Ok, posalo. Oh ragazzi, non ci credo, Andrea Lombardo! Apre! La prima cosa da mangiare a €1 sono i biscotti. Guardate qua, €1, 176 grammi. Però la cosa strana è che stanno mezzi cose a casa. I biscotti. Che stanno i biscotti con la mezza? Non capisco, te lo giuro. Comunque sono dei biscotti con raspberry flowered filling. Raspberry che è fragola? No. No, strawberry. Questa è ciliegia. Saranno pure buone, saranno. Tenono lattosio. Biscotti ripieni al gusto di vaniglia, al gusto di lampone. Ma la ciliegia infatti non si dice cherry, tipo. Magari sono ignorante. Può contenere orzo, segale, avena, uova, mandorle e nocciole. Amo, questo è buono, sai perché? Quando mi porterai la colazione a letto. Ma quale ulietta? Non rimane a casa, penso ulietta. Amo, si ne sempre sa a ridere. No, ma sta a chiagnere, guarda a ridere. Comunque dovrebbe essere la stessa identica cosa degli Oreo. Io gli Oreo li posso mangiare perché sono a vaniglia. Sta cosa non la sa nessuno. Intolleranti al lattosio, con bar stufati. Sì, ma gli Oreo comunque sono fatti di cacao. Infatti dopo cacao. Quindi... amo, guarda qua, ci sei anche tu. Sai che la scimmia parta, dai. Oggi qua qualcuno ha fatto prima di noi. Li ha aperti, li ha mangiati, li ha provati e non l'ha pavato. Per dirti. Ma non si fa così. E per fartelo capirtelo. Amo, guarda, che bello. La cabina armadio. Ma che se non hai capito video che stanno facendo? Da qua, va. Le tue prima mattina, capivi? Erano mostri e chissà. Che dici? È meglio che torna a dormire da oggi. Quindi tu entri così, c'hai le tue cose appese. Vabbè, tu ci avrai solo tipo questo, Tutto il resto sarà mio. Guarda però, guarda. Cioè, guarda com'è bello. Erano i bancarelle, non per il lungomare, a mare. Ma quando mai? Tu qua ci metti la bigiutteria, lo apri. È un prendi. giuro.
Secondo posto in cui è possibile mangiare la macchinetta in mezzo agli armadi. Vediamo un attimo le cose da mangiare qui dentro quanto costano. Ci stanno questi, adesso in ucelle, Snack. 2,70 €, 1,50 € questo qui. Ma Ma sono sono gli uguali. stessi. E perché stanno diversi i Ma prezzi? non lo so, vedi 23 tipo. 1,95 €, 2,70 €, 1,50 €. Abbiamo fatto la media. 1,95 €, ok, una media. Poi questo è 3,65 €. No, vediamo, 25. 1,95 €. Oh, ok, però siamo nel range. Vediamo l'acqua quanto costa. 1,10 €. Ok. Quella a fianco invece 3,10 € perché l'acqua è Lourdes. Ma perché stanno tutti sballati i prezzi? Quindi anche all'interno di questa macchinetta si può bere con E 1 euro. mangiare. Io sono convinto che Roberta ancora da capire senza questo video. Sai, sta andando a carbine armadi. Ma tutto cabine armadi si sta facendo. Guarda qua. Ma come sarà questo coso? E tira. E tira, e come sarà? Guarda qua, magari è una calamita. Stai andando a buongiorno. carbine armadi, sta? Sì, amo. Guarda che questa sarà proprio la casa nostra. Sì, no. vabbè. Adesso ti svelo e vi svelo un mio piccolo segreto. Quando andavo da piccolo all'Ikea, il mio reparto preferito era questo, quello dei giocattoli. Oh, il panda che là che fanno. Oh, amo. Wow, tuo padre ieri aveva detto dove posso trovare un panda? A Muscle Catà. Certo, glielo prendo a mio suocero, ragazzi. Peluche Cramming, 3,50 €. Sei una piccola onomatopea per avere il suono del panda. Siamo fuori budget 3,50 €, però ce la fa tutto sto regalo. Certo. Sì, perché lui lo voleva per metterselo dietro la panda, quindi glielo compra. Questo perché? Perché la sera guardiamo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e c'è sta chi lo preme la panda quando esce un panda. Voglio mettere la panda, voglio mettere. Ok, via. Signori, siamo ufficialmente arrivati nel reparto che ci interessa più di tutti di questo video, ristorante svedese e bar. Come vedete qua ci stanno già i primi tablet al muro per farci vedere più o meno le cose che possiamo comprare e a che prezzo, i vari menù. Ecco qua, subito, menù bimbi, 1 euro. Assurdo. Adesso guardiamo quello che possiamo comprare e anche in base ai nostri gusti acquisteremo e vi faremo vedere cosa mangiare con 1 euro all'Ikea. Tra l'altro piccolo segreto, in mai mangiato all'Ikea. Lo spazio è questo, quello che vedete, ci sta diciamo la cucina all'infondo con i vari menu sempre sopra con le televisioni. Qui ci stanno i vari snack, anche tavoli più grandi. Ci sta sia lato salato che lato dolce, perché se ho visto bene lì in fondo ci sono i dolci. Ehi! Ehi, tu? Ma come si ha guerra? Ma bastano giuro si non stella. Allora, i grissini 40 centesimi, quindi lo dobbiamo prendere. Ma non è che vogliamo buttare roba in euro. Prendiamo il pane, trancio di focaccia ottimo, 80 centesimi. Primo pezzo andato. Pane multicereali con semi, 70 centesimi. Questo lo potremmo prendere ma non mi piace. Poi, bottiglina d'acqua, la prendiamo, se no ci buttiamo di sete, 1,10 €. Oh, c'è pure la torta svedese a 1 euro. Torta svedese al cioccolato, 1 euro. La vuoi assaggiare? Vabbè, assaggiamo. Un assaggio di Svezia. Questi altri invece stanno di più, quindi ne potremmo guardare proprio. Poi qui abbiamo wrap al salmone 4,20 €, insalata russa 1,50 €, non mi magna manca a Natale. Pensate all'Ikea. Cioè, la odio Però proprio. lo sai, dicono che il salmone è molto buono dell'Ikea. Ma sta 5,50 €. Quindi non lo possiamo prendere. No. Ketchup, lo vuoi? Ma non mi metto, coppa la torta. Insalata mediterranea 3,95 €, non va bene. Insalata nizzarda 5,50 €, non va bene. Verdure al vapore 3,50 €. Qui abbiamo l'omeletta 1,70 €, che secondo me si può prendere. Quindi la sacci che è l'omelette. L'uovo, affettato. Ok, pigli l'omelette, la voglio. Lo si mette, più piatto. L'omeletta non si mette piglio piatto. Che è una filastrocca. Abbiamo anche l'arancino al riso al ragù. Io questo ti assaggiassi. Non lo voglio. Oh, addobbo congini vegetali. Sarebbero quelli, secondo me sono tipo le nuggets. Vabbè, assaggiamo. Vai, 1,50 €, signore. Riso basmati speziato con verdure 3,50 €, non va bene. 3 euro parate al forno. Allora, oggi ci siamo seduti, siamo in quest'area dove non ci sono mai stato. Allora, abbiamo speso 7,10 € per 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi. Il sesto ve lo faccio vedere tra poco, non ve lo spoilerò subito. Abbiamo preso queste pietanze qui. Allora, inizialmente assaggio queste nuggets. Dovrebbero essere vegetali, ma parlano di nuggets e pollo e McDonald's. Sono buone, però secondo me dovevo prendere la salsa come hai detto tu. Sono un po' secche, un po' insipide, un po' insignificanti, pure perché secondo me sono vegetali. Quindi, non so, cioè, di base sono più diverse dalle solite, sono meno saporite. Secondo me con la salsa potevano rendere di più. In ogni caso me lo mangiate, perché non è male. Ci sta. Con questo di pollo, si può dire di pollo vegetale, non lo so. Poi, la cosa che secondo me mi piace di più di tutte è questo omelette qua, che ho proprio la curiosità di assaggiare. Allora, l'omelette è buona. Occhio, signori. Oggi pensate proprio con la focaccia vicino. È buono, ci sta. La focaccia com'è? È buona, buona la focaccia. Ma questo è proprio saporito. Cioè lui è proprio saporito. Ma c'è un 7,5 a stuvo. Oh. Ma poi per quanto costa? Per me ci sta. Alla fine è l'omelette che ha fatto salire un po' di più il conto totale. Perché tutto quanto sta 1 euro o meno di 1 euro, tranne questi bocconcini vegetali che costano 1,50 €, come vi ho fatto vedere, e l'omelette 1,70 €. Cioè noi abbiamo preso 4 bocconcini vegetali. Se fate il calcolo, 1,50 € diviso 4 saranno tipo un 35, 36, 37 centesimi, non lo so, ci vado così approssimativamente parlando. Quindi siamo effettivamente dentro il range, se ci fate caso. Che loro te lo vendono a 4.
e ne puoi comprare uno, magari paghi 30 centesimi, quindi occhio. Allora, qua sono proprio curioso, eh. Questa è una torta svedese al cioccolato. Guarda com'è. È un blocco di cemento. No, no, è morbida, però guarda dentro com'è. È chine cioccolato, è tutta cioccolato. No, non è male, non è brutta. Ah, sai, tipo quel muffin che dentro esce la cioccolata, il cuore caldo, è così, è lo stesso sapore del cuore caldo, infatti è buono. Boh, quindi ha provato anche questo. Pensavo peggio, pensavo che si sentisse di più questo cioccolato proprio, invece no, è proprio il cuore di cioccolato, Che voto gli dai? Un 6,5. Raga, intanto si è riempita questa zona qua. Cioè, il ristorante fanno cufni coperte. Guarda qua quanta gente che sta mangiando qua dentro. Non me l'aspettavo. Assurdo, sarà perché a me è la prima volta, non me l'aspettavo proprio. Signori, era proprio questo il pezzo che non mi volevo spoilerare. Il gelato a €1. Però la cosa figa è che praticamente ce lo componiamo noi. Perché ci hanno dato il cono alla cassa. Ma probabilmente su cono. Ok, posizioniamo il cono lì. Ecco qua, signori, guardate qui come si crea il gelato. Ah, vedi? Proprio così sono io dopo aver mangiato. Ah, guarda che carino! Ah, €1. Vediamo com'è. Com'è? Gelato di €1. Buono, è a vaniglia. Facciamo gelato al zocco vaniglia. Facciamo affatto mumiu. Crede? È freddo. È normale, un gelato, mi hai visto il gelato cabra? Allora, questa è la parte dolce. Il nostro prezzo più basso. Dolcetto alla cannella, 80 centesimi. Mi piace la cannella? No. In un sashmank che è. Sfoglia danese alla crema, €1,50. Comunque, visivamente parlando, non mi dispiace nemmeno, sinceramente. Però questo è più per una colazione, capito? Sì. Poi c'è dolcetto alla cannella con topping, €1,10. Vabbè, questo troppo, €2,50, €2,50, €2,50. €1. Bignè alla nocciola, brownie al cioccolato, €1,90. Oh, i macaron! Maccaron, 95 centesimi un pezzo. Ci sono vari gusti: cioccolato, vaniglia, pistacchio, frutto della passione, caffè, caramello, salato e limone. Questa è la torta che ha appena mangiato Roberta, €1. E poi ci sono tutti questi altri pezzi di torta molto molto belli, come vi dicevo, che però costano un po' troppo, dai €2,50 a salire. Scusami, ho trovato un'altra cosa. I plum cake senza glutine, €1. Ma signori, non è finita qui. Hot dog vegetariano a un solo euro. Assurdo. Ti aspettiamo al bistrò svedese dopo le casse. Ok, arrivo. A parte ci sono i vari menù. Menù 2 hot dog di pollo, vabbè, €6,70, €4,90, €4,30. Questo è quello vegetale, questo è quello di pollo. Pizza margherita, €5. Signori, panzerottino a 70 centesimi. Lo prendiamo. Patatine fritte, €1,50. Li aggiungiamo. Ammassaggi il patatino fritte all'Ikea, non l'hanno mai assaggiato. Hot dog di pollo a €1,80, ma non lo prenderò perché a parte c'è anche quello di €1,20 vegetale. E quale? Che è vegetale e quale? Ah, vegetale e quale? Yum. Che qualità i svedesi. Ma prenderò questo da €1 perché è proprio l'euro che ci eravamo prefissati. Quindi hot dog vegetale. Vegetariano. Sa pure questo, voglio Benoning barretta di cioccolato con caramelle e avena. No, vabbè. Comunque sta €1, ma potete venire a cattare. Il tuo ordine. Scusate. Ragazzi, ecco il nostro ordine: patatine, panzerotto e hot dog vegetariano. Allora, c'è anche il refill delle salse. In pratica vado là sotto con il mio prodotto e ci metto la salsa che voglio quando voglio. Io sono molto curioso di quello che andremo a provare, sinceramente. Allora, l'hot dog è veramente molto piccolo. Vabbè, ci sta. È comunque €1. Vediamo se può fare concorrenza a Patrizio Chianese. Vabbè, no, il panino è veramente un'altra cosa, d'accordo? Il tipo di pane è proprio un'altra cosa. Mi sembra più una brioscina. Però questo è il reale hot dog, Sì, sì. È molto particolare. Allora, guardate all'interno dello Justel cosa ci sta. È vegetariano e lo vedete bene. Guardate qua il colore, com'è. Stanno tutte le verdure dentro. Perché non c'è la carne, capito? È fatto di verdure. Esatto. Poi ci sta, è particolare. Voglio assaggiare il patatina Ind. Secondo me ci avrà un sapore diverso, più buono. Se l'hot dog modificato. Ah, boh, il patatino è tutto cosa nella cosa. Gli do 6, 6,5, non è male, è diverso, ci sono abituati ad altra cosa noi. Però voglio, io penso, ma con €1, ma come cagnate? Cioè, sinceramente, mi vedete una porzione di patatine, un hot dog vegetariano, con €2,50 avete pranzato. Guardate quale carote, come si vedono? Ogni volta esce qualcosa di nuovo. Ma com'è bellino questo? A uno. Chi piace acconsente. Ora assaggiamo le patatine, prima volta che assaggio le patatine dell'Ikea. La mia primissima volta in cui assaggio le patatine dell'Ikea. È la prima volta, raga, la mia primissima volta. Ma sono fresche. Non capite che è la prima volta. Sono buone. Andate, scusate, vedete le patatine. Ma le sento diverse rispetto agli altri fast food. È callosa, è buona. Oh, essere buone è buono. Però sembrano diverse rispetto alle solite. Sembra fresca, non so, ci va la patata che viene tagliata. È più piena dentro. Ultima cosa, questo è proprio curioso. Ma tu questo lo puoi mangiare? No, il panzerottino. Cioè 70 centesimi. Lo apro un attimo che voglio far vedere. Se esce qualcosa in, magari non sta niente. Oh, ecco qui il pomodoro, la mozzarella. Attenzione signori,
Ci sta la roba dentro, non è scarico. Secondo me è buono. È bello, è bello. Fila, fila. No, è buono. Rispetto a quelli del McDonald's sembra che siano un po' più morbidi, cioè non croccanti. Cioè, è mangiabile, è fattibile. Che voto dai? Un 6,5. Poi ma 70 centesimi sta. Ma che volete più? Ragazzi, e quindi questo video all'Ikea finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertiti. Sì. Spero che vi sia piaciuta l'idea. Fatemi sapere se questo format vi sta piacendo, se vorreste altri posti in cui andiamo a mangiare con €1 o andiamo a comprare in alcuni luoghi prodotti da €1. Consigliateci i posti qui sotto, noi vi leggeremo tutti e cercheremo di accontentarvi. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!